infatti. Faccio questa comunicazione anche a nome, ovviamente, perché noi parliamo, poiché ci lavora in campo, del gruppo di lavoro che si occupa di questi temi un po' a vari livelli. In particolare ringrazio la dottoressa Cecchini, che ha fatto gran parte del lavoro e che ha anche collaborato con gli altri partner. Quindi diamo merito a Valentina. Inizio con... perché non... come faccio? Così. Inizio un po' col contesto zootecnico, ma che ve lo sto a dire, però magari riusciamo ad avere un quadro. Sulla base dei dati disponibili in BDN e anche col settimo censimento dell'agricoltura, l'ultimo del 21, e richiamati anche in questa pubblicazione recente dell'ERSA del 2025, il latte prodotto in regione più o meno ammonta a 250.000 tonnellate all'anno, prodotto, se parliamo di bovini, con poco più di 30.000 vacche da latte. Il prezzo del latte vaccino all'origine è molto variabile in questi ultimi 2 anni, però sì, è un intorno dei 50 centesimi al chilogrammo o al litro, ma quasi sempre sotto i costi di produzione, che sono, ahimè, in continuo aumento, perché energia, materie prime, rimonta. Se dovessi dire, ho visto un po' di lavori, il costo di produzione mediamente è 55, quindi diciamo siamo con un prezzo alla fonte che è inferiore ai costi di produzione. Questo, unitamente allo scarso ricambio generazionale, sicuramente ci porta a verificare che le aziende più piccole chiudono e le aziende più grandi sono sempre più grandi, sempre con più capi nelle aree più vocate, mentre le aziende di piccola scala, multifunzionali, diciamo che presidiavano fino a qualche decennio fa i territori più difficili, invece pian piano le stiamo perdendo. E quindi la domanda è come rendere resiliente e sostenibile un settore che è così in Friuli, ma come dicevano i colleghi, tutta l'Italia è un po' così. Beh, nelle aree più vocate dico una cosa: l'economia di scala e l'efficienza dovrebbero essere i driver di uno sviluppo sostenibile. In questo senso, qui ho riportato una provocazione che l'Associazione Italiana, che raggruppa tutte le società scientifiche agricole in Italia, ha proposto, che è quello dell'intensivizzazione sostenibile. L'intensivizzazione sostenibile vuol dire solo che dobbiamo passare a una zootecnia di precisione, a migliorare l'efficienza, con uno slogan: a produrre di più con meno, sostanzialmente, quindi migliorare le rese. D'altro canto abbiamo bisogno dei volumi, perché noi non siamo autosufficienti in quasi nessun settore. Il latte un po' meglio, con la carne siamo malissimo, quindi in generale noi siamo condannati a produrre in questo modo qui per non dipendere dall'estero. In altri ambiti territoriali meno vocati, in particolare montagna, ma anche aree interne di pianura ormai, l'allevamento multifunzionale basato sull'utilizzo delle risorse locali, pratiche tradizionali, sempre con una attenzione però alle nuove tecnologie, e la filiera corta rimane forse l'unica modalità di gestione capace di coniugare necessità di presidio del territorio da un lato e finalità produttive dall'altro, perché il recupero produttivo delle aree che abbiamo colpevolmente abbandonato deve essere un obiettivo importante. Quindi anche il concetto di intensivizzazione sostenibile potrebbe, ne parlavo prima col dottor Zanchetta, assumere in questi casi una declinazione specifica, non più la massimizzazione delle rese, ma un'efficienza sull'uso delle risorse locali, non solo per garantire la produzione, ma anche per garantire funzioni ecosistemiche fondamentali. Che cosa sono i servizi ecosistemici lo sappiamo tutti, ma secondo chi li ha proposti, il MEA nel 2005, sono benefici diretti o indiretti che un ecosistema o un agroecosistema può fornire all'uomo, tra i quali ovviamente chi ha proposto questo quadro teorico ci mette anche le produzioni agricole. Quindi, aiutandoci con questa tabella liberamente tratta da una pubblicazione dell'ASPA sui servizi ecosistemici e zootecnia,
e prendendo solo gli estremi, cioè l'intensivo e l'estensivo multifunzionale in filiera corta, non lo so, ecco, prendendo questi due estremi, abbiamo un potenziale multifunzionale per l'estensivo legato non solo agli aspetti qualitativi della produzione, di cui ci parlerà la collega professoressa Innocente dopo, ma anche alla fornitura di diversi servizi che il MEA classifica in servizi di regolazione. Parliamo tanto di gas serra, acidificazione, eutrofizzazione, protezione dagli incendi, ma anche di supporto come la conservazione degli habitat e, non meno importante, i servizi culturali. Cito solo il turismo o l'agriturismo o l'agriecoturismo, non lo so, che mi sembra molto importante in queste situazioni. Quindi, senza condannare chi ha puntato alla stanzialità, alla scelta di razze specializzate, alla destagionalizzazione e quindi alle economie di scala, che ci garantisce i volumi, e nella nostra situazione è fondamentale, quindi non voglio in nessun modo mettere, tirar croce a chi in questo momento sicuramente non ha, è anche dall'opinione pubblica in qualche modo messo in discussione, sono proprio gli allevamenti multifunzionali che riescono a garantirci utilità private, produzioni e benefici pubblici, quindi servizi ecosistemici. Però parlando di servizi ecosistemici è importante pensare che dobbiamo sicuramente individuare qual è la loro importanza sui diversi territori, identificarli quindi, valutarli, perché questo è un passaggio cruciale per sostenere iniziative pubbliche e private che possono compensare gli allevatori per i servizi resi. Quindi si diceva, piccole aziende sul territorio che non riescono a fare economie di scala, in questo momento, se si muovono sul mercato del prodotto, economicamente non stanno in piedi, dovrebbero muoversi su un mercato di servizi che però la comunità deve riconoscere. Quindi questo è un po' il concetto e l'ambito nei quali ci siamo mossi. Quindi di indicatori di sostenibilità ne parliamo da almeno 25-30 anni, ma come si vede da questo grafico è negli ultimi 10 che anche diciamo il mondo della ricerca, il mondo scientifico se ne sta occupando, come si vede dall'aumento del numero di pubblicazioni. Con gli indicatori di sostenibilità siamo riusciti con i numeri e non con le chiacchiere a descrivere e valorizzare un'agricoltura e una zootecnia che, nonostante i problemi che può aver generato in alcuni contesti, diciamo, deve e può essere anche uno strumento per risolverli, deve essere anche parte della soluzione e quindi, diciamo, in una parola sola, la multifunzionalità. Solo velocemente, ma la PAC riconosce la multifunzionalità? Vedo qui molti che se ne occupano, voglio dire, sì, ni. Cioè nella PAC 23-27 c'è una maggiore attenzione, secondo me non sufficiente per le aziende di piccola scala. Abbiamo visto che parte degli investimenti sono passate dalle grandi aziende di pianura alle aziende di piccola scala. Pensiamo agli ecoschemi nel primo pilastro e anche tutto lo sforzo nel secondo pilastro. Evidentemente non sufficienti, visti i numeri che vi ho detto prima, e questo è un problema. PAC 28-34, ho letto qualcosa, leggo di possibili disimpegni del 20%, quindi una diminuzione dell'impegno complessivo, ma mantenendo obiettivi di transizione in senso agroecologico, il che vorrà dire che cosa? Forse condizionalità. Vuoi avere il pagamento, devi avere, che ne so, una certificazione per il benessere animale. Poi ci sono altri impegni vincolanti, cioè a livello europeo e nazionale noi ci stiamo prendendo degli impegni vincolanti, quindi multe se non raggiungiamo i risultati, con la COP per esempio sul riscaldamento globale, con la Nature Restoration Law, abbiamo i piani adesso da fare entro l'anno per il recupero della natura. Quindi diciamo che il problema non è da poco.
molti indicatori, abbiamo molti indicatori che il mondo della ricerca ha messo a disposizione già a cavallo fra gli anni, a cavallo fra gli anni 90 e 2000, no? Però, andando velocemente, quasi tutti, nonostante ci fosse in teoria l'idea di integrare gli indicatori per dare risposte a 360 gradi, subito si è messo in evidenza la difficoltà dell'approccio integrato e quindi la difficoltà di contestualizzare questi indicatori, di adattarli e poi di pesarli in relazione agli obiettivi dei territori. Quindi è prevalsa una visione settoriale, monodimensionale, della quale stiamo facendo un po' anche un po' le spese. No? Penso innanzitutto al benessere animale, ce ne siamo occupati tanto, vedo qui la dottoressa Venerus, negli anni 2005, 6, 7. Nel 2009 un grosso progetto europeo ha avuto il merito di costruire una base scientifica e metodologica per valutare il benessere animale. Tuttavia, questi sono approcci pensati per la grande azienda, no? Poi a livello nazionale il centro di riferimento per il benessere di Brescia ha creato il sistema Cremba, che utilizza anche una piattaforma informatica per una raccolta di dati, che sono dati che riguardano anche la biosicurezza. Oggi abbiamo anche dei disciplinari per certificare il benessere animale. Mi chiedo, questi sistemi che stiamo imponendo un po' a tutti sono adatti alle aziende di piccola scala? Non sarebbe meglio forse privilegiare le misure dirette sugli animali e non la biosicurezza e i prerequisiti strutturali? Altrimenti sicuramente la piccola azienda ne farà le spese. Non voglio neanche stare a parlare molto di impatto ambientale, no? Noi abbiamo un metodo, che è un metodo ISO, che quindi dobbiamo utilizzare, che è il metodo dell'LCA, che è uno standard di riferimento per la valutazione ambientale di prodotti, ma molti si dimenticano anche di servizi, che ha dei limiti enormi nell'applicazione alle nostre stalle, ai nostri sistemi low input o aziende di piccola scala o multifunzionali, perché si fa fatica a valorizzare la biodiversità, si fa fatica ad allocare gli impatti che vengono calcolati in CO2 equivalenti sui servizi ecosistemici che non hanno un mercato, no? Tutti quelli che abbiamo visto che non c'entrano con la produzione. Mediamente si fanno calcoli sul chilogrammo prodotto, perché è quello che interessa, e chiaramente le economie di scala valgono anche con la pollution, voglio dire, no? Cioè, è chiaro che impatta meno un'azienda intensiva della pianura padana per chilogrammo di latte rispetto ad una piccola azienda sul territorio. Per cui anche qui c'è un'attenzione e la visione un po' col paraocchi pone dei problemi. Anche qui vado oltre solo per dire che negli ultimi mesi, a ottobre mi sembra 25, è stato proposto anche una norma ISO per la rendicontazione della biodiversità nelle aziende, che è la norma ISO 17298. In questo momento anche la biodiversità si sta valutando a livello nazionale e internazionale con quadri normativi, standard, protocolli volontari, però anche qui si arriverà ad un'indicazione e a un metodo per la valutazione. Con l'ERSA e con altri attori sul territorio, l'Università di Udine, penso anche all'Associazione Allevatori, alla NAPRI e a tanti altri, ha messo in campo vari progetti, pubblicato diversi lavori. Prima citava il collega anche il lavoro di Pasut sulle malghe, ma insomma ce ne molti altri, qua ne ho fatto un po' di copia e incolla, e quindi abbiamo cercato di valorizzare non solo la qualità intrinseca, di cui ci parlerà poi la professoressa Innocente, ma anche cercato di valorizzare i comportamenti virtuosi degli allevatori nei riguardi del benessere animale, dell'agrobiodiversità animale e vegetale, della sostenibilità ambientale. Ecco, quindi quali gli obiettivi del nostro lavoro, che per una volta cioè non era sperimentazione in campo, ma una valutazione dei dati disponibili. Intanto di capitalizzare i risultati e le conoscenze acquisite in passato, poi proporre un metodo multicriterio e multiindicatore
di valutazione e monitoraggio di queste aziende di piccola scala in filiera corta, valutando simultaneamente diversi aspetti, i soliti, ambientali, sociale, economico, benessere animale, ma vediamo come, rendendo il quadro più realistico rispetto ad una valutazione unidimensionale, oggi prevalente, che potrebbe essere un vero problema per le nostre piccole aziende. Poi, ma qui ritengo cosa importante dal mio punto di vista, formare una figura tecnica in grado di raccogliere, elaborare i dati, che in prospettiva sia in grado anche un po' di sensibilizzare le aziende sul tema della sostenibilità, che appunto, se intesa e misurata con approcci monodimensionati, rischia di compromettere proprio la loro stessa esistenza e poi appunto, come dicevo, anche di supportare gli altri gruppi di ricerca. Senza adesso trascurare e banalizzare gli approcci monodimensionali, che sono importantissimi, non è che voglio disconoscere questa cosa, sono diventati sofisticati, anche robusti sul piano tecnico-scientifico. È chiaro che però un approccio multidimensionale o multi-indicatore è essenziale per superare questa visione. Quindi abbiamo proposto un approccio che combinasse e inglobasse anche sistemi già validati, ok? Come l'IDEA proposto dai colleghi francesi, come sistemi semplificati della valutazione del benessere animale, che un po' più semplici rispetto al CREMBA, un LCA, anche questo un po' semplificato. Abbiamo utilizzato anche la piattaforma Agrix, non vedo il collega Volpe, che ha proposto l'ERSA e che è stato citato anche prima per l'impronta ambientale, che mi sembra uno strumento veramente, veramente valido. Ok, quali sono i passaggi? Quindi i passaggi logici sono in questa slide, poi li riprendo uno a uno ma velocemente. Quindi abbiamo individuato degli indicatori, abbiamo coinvolto alcune aziende che ci hanno consentito di rilevare i dati, molti dati, e quindi ringrazio le aziende perché a volte abbiamo fatto perdere veramente molto tempo agli allevatori. Abbiamo escluso gli indicatori correlati tra di loro e abbiamo calcolato degli indici aziendali di sostenibilità, una proposta, perché l'abbiamo fatto su poche aziende campione. Prossimo passo, visto che adesso abbiamo un certo numero di indicatori, sarebbe quello di valutarli, combinarli e pesarli. Perché pesarli? Perché diciamo, gli obiettivi a livello di azienda, di territorio, di comprensorio, di filiera sono diversi e quindi l'idea è quello di fare conto su un approccio partecipato, multiattore, per poter capire anche in che termini possiamo dare un peso ai diversi indicatori. Detto questo, quindi siamo partiti con l'individuazione degli indicatori, abbiamo fatto una valutazione di quanto prodotto finora a livello europeo e quindi abbiamo fatto una review sistematica sugli indicatori proposti, ne abbiamo individuati 70 non correlati tra di loro, che secondo noi davano l'opportunità di fare una buona fotografia della multifunzionalità. Adesso non voglio però a livello ambientale interessante, l'impatto climatico sì, ma anche la biodiversità, l'uso del suolo, l'autosufficienza foraggera delle aziende, l'utilizzo di alimenti non alternativi all'alimentazione umana. Noi lavoriamo con ruminanti e il ruminante è un mediatore nutritivo, quindi dovrebbe preferenzialmente, diciamo, aiutarci a gestire le risorse prato-pascolive. Poi anche da un punto di vista economico, l'efficienza economica, però anche la dipendenza da input esterni, anche indicatori sulla sostenibilità sociale, benessere animale, l'abbiamo inserito lì, anche se un po' a cavallo, ma anche la qualità della vita. Era un convegno in Alto Adige, il capo degli agricoltori mi ha detto: noi siamo costretti a lavorare 3 vite per viverne una. Magari era un po' esagerato, va la Porsche fuori, però voglio dire, è un problema, è un problema. E poi il legame dell'azienda con il territorio. Ovviamente questi indicatori ci consentono, come farò vedere adesso, di dare una rappresentazione globale, però ci consentono anche di calcolare quegli indici già validati di cui vi dicevo prima.
E quindi, diciamo, su questo abbiamo lavorato. Abbiamo poi individuato insieme all'ERSA delle aziende campione, che ringrazio, aziende di pianura e di montagna, transumanti e no, che allevano bovini e caprini per la produzione del latte, con diverse strutture aziendali e dimensione, quindi piccolo campione, scarsa possibilità di fare statistiche, però intanto abbiamo provato a mettere a punto un questionario, la raccolta dei dati, abbiamo visto quali difficoltà c'erano, quindi ringrazio veramente gli allevatori che hanno avuto la pazienza di starci dietro. Ovviamente non andiamo in azienda senza dati, abbiamo dei documenti già possibili. I fascicoli aziendali ci hanno aiutato molto, siamo andati in azienda già con i dati che i fascicoli aziendali ci consentivano di rilevare, abbiamo utilizzato i controlli funzionali perché le aziende hanno iscritto al libro genealogico, quindi tutta la parte produttiva. Per i dati che non potevamo diciamo, rilevare in questo modo, abbiamo messo a punto un questionario che ci consente di raccogliere tutti i dati per costruire gli indicatori. Questi sono solo 2 fogli, quindi siamo andati nelle aziende con un questionario aziendale piuttosto complicato, adesso stiamo cercando anche un po' di semplificarlo. I dati che non siamo riusciti a ottenere dai fascicoli, dai controlli funzionali o dalle interviste base questionario li abbiamo raccolti direttamente in azienda. È il caso, ad esempio, dei rilievi sul benessere animale che abbiamo raccolto col sistema Welfare Quality modificato per quanto riguarda i bovini, con un sistema AWIN messo a punto anche dall'Università di Milano con la quale collaboriamo per le capre. Non entro troppo nei dettagli dei risultati perché mi interessa un po' l'approccio, perché per avere dei risultati validi bisognerebbe aumentare la base delle aziende nelle quali possiamo rilevarli. Però per dare solo conto siamo riusciti a calcolare tutti gli indici. Benessere animale, come dicevo, vedete queste sono le 4 aziende di bovini, col metodo AWIN siamo riusciti a valutare e a creare degli indici sul benessere anche delle capre che abbiamo poi inserito insieme ad altri indici come quello dell'impatto ambientale. Questo è un report fatto proprio col sistema Agrix che penso che gli allevatori dovrebbero utilizzare molto, perché in autovalutazione possono capire quali possono essere gli impatti reali della loro azienda, però possono fare anche analisi di scenario modificando poi i parametri e cercando di capire quali possono essere gli effetti delle scelte che potrebbero mettere in atto per migliorare la situazione. Detto questo, il nostro intento era quello di dare un indice sintetico. Per arrivare all'indice sintetico dovremmo pesare gli indicatori sulla base degli obiettivi prioritari nel territorio o a livello aziendale. In questo momento non riusciamo a farlo, allora abbiamo optato per questa rappresentazione grafica, che è una specie di ragnatela o uno spider plot, che ci consente, qua non ci sono tutti gli indicatori, di valutare le aziende, di confrontarle, queste sono le 4 aziende bovine, sulla base di indicatori di sintesi. Qua abbiamo le produzioni alimentari, lo sviluppo territoriale, il lavoro e la qualità della vita per quanto riguarda gli aspetti socio-territoriali, ma anche gli aspetti del benessere animale, di impatto ambientale legato alle fermentazioni enteriche, quindi al metano, piuttosto che alla produzione delle colture. Quindi questo ci dà la possibilità, al di là del dato specifico, perché sono solo 4 aziende così, di capire come, perché noi potremmo ad esempio utilizzare medie di sistemi di allevamento diversi, che ne so, biologico verso convenzionale. Ecco, qua abbiamo solo le 4 aziende come sono, che ovviamente non ho messo i nomi perché ovviamente abbiamo un committente che è l'ERSA, che spero che raccolga questi dati e ritorni alle aziende i dati delle specifici che possono essere anche utilizzati in questo senso, voglio dire. Queste sono le 2 aziende di capre. Purtroppo un'azienda si è sfilata a metà per problemi non legati alla volontà ma di ristrutturazione aziendale. Anche qui abbiamo provato a mettere degli indici sintetici. Vedete, il benessere animale è valutato in modo un po' diverso, però questo ci consente di avere un quadro generale.
Allora chiudo, perché so di essere come al solito andato oltre, ma ha senso tutto questo sforzo, perché questa è la domanda, voglio dire. Io mi dico, ha senso tutto questo sforzo per fotografare l'azienda multifunzionale e capire? Secondo me sì, sì per vari motivi, perché per gli allevamenti o le filiere questo dà la possibilità di valutare i punti di forza e di debolezza e le carenze a livello aziendale o anche di filiera. Valorizza un po' il ruolo dell'allevatore, che dovremmo chiamare imprenditore agroambientale oggi, perché in questo contesto un allevatore, abbiamo detto, non ha un ritorno economico. L'imprenditore agroambientale che si muove sul mercato dei prodotti, valorizzandoli per le caratteristiche oggettive, anche per, diciamo così, comunicando al consumatore tutti gli sforzi più o meno virtuosi che l'allevatore fa, no? Quindi quello che si diceva prima, qualità esteriore, e può mettere in atto azioni preventive e correttive. Quindi promozione di una qualità globale, prima si diceva intrinseca ed estrinseca dei prodotti, ma questo imprenditore sarà credibile solo se queste caratteristiche sono misurate e correttamente comunicate, perché alla lunga, secondo me, la chiacchiera lascia il tempo che trova. E poi, dicevo prima, possibilità di fare analisi di scenario. La regione, che ne so, finanzia la copertura delle vasche di raccolta delle deiezioni. Che cosa mi succede in termini di emissioni di CO2 piuttosto che di ore di lavoro così? Basta utilizzare lo strumento e capire quali sono, insomma, stimare gli effetti delle scelte. Però, e ci tengo molto, peccato che non c'è Stefano Zaniel, era, era la persona a cui avevo dedicato quest'ultima slide, per i decisori politici e la governance. Beh, diciamo nel prossimo PAC ci saranno meno soldi? Allora, diciamo, l'imprenditore che si muove sul mercato e vende i suoi prodotti al consumatore fa l'imprenditore. Ma quando fa l'imprenditore ambientale ed eroga dei servizi alla società, io devo poterli misurare e pagarli di conseguenza, no? Pagare un po' così, tutto allo stesso modo, non può aver senso. Avremo meno soldi e dobbiamo individuare quelle aziende che ci garantiscono o ci aiutano a raggiungere gli obiettivi che come Italia e come Europa ci siamo presi a livello internazionale, tanto per dire. Quindi confronto oggettivo tra diversi sistemi produttivi. Poi ovviamente il problema qual è? Conoscere il territorio. Non tutti i territori, diciamo così, hanno gli stessi problemi e quindi bisognerebbe identificare i servizi specifici nei diversi contesti ambientali e socio-economici. Non a caso abbiamo anche coinvolto un economista per il proseguo, no? Perché questo è. E ultima cosa, la remunerazione della multifunzionalità. E qui, se non fosse andato tanto oltre, bisognerebbe rimanere un attimo, perché fornisce una base oggettiva per definire schemi di pagamento che possano remunerare i benefici pubblici che queste aziende garantiscono, perché questo è il vero problema. E quindi, diciamo, se fossi io e se dovessi dire così, non farei mai un bando per finanziare un settore o un tipo di aziende senza avere delle contropartite di questo tipo, perché altrimenti non riusciamo ad individuare quegli imprenditori che ci aiutano a raggiungere gli obiettivi. Non so se sono stato chiaro. Vabbè, io vi ringrazio della pazienza.